Buongiorno a tutte e a tutti. Ancora un'ultima riflessione sul tema del populismo, una riflessione che riguarda l'argomento per il quale il populismo sarebbe espressione di un sentimento di rabbia, di razzismo, di ostilità verso i migranti legata a un senso di appartenenza nazionalistico, alla patria o roba del genere. Ecco, mi ha colpito l'inchiesta uscita su un libro un paio d'anni fa che si intitola Popolo Chi, interviste fatte nelle periferie di 4 grandi città, dalle quali emerge la tesi, secondo me ragionevole, che c'è questa ostilità, ma che nelle risposte degli intervistati è molto legata al fatto che questi ultimi arrivati vengono sentiti come una minaccia nella spartizione delle risorse scarse che ci sono, cioè qualcuno dei competitor, qualcuno che può gareggiare e vincere nell'assegnazione delle case popolari, nelle sostegni al reddito, assistenza sanitaria e così via. E qui quindi il punto è che l'idea è che le risorse non possono aumentare, lo stato sociale è in crisi e questa idea secondo me nasce dal fatto che una grande ricchezza, quella finanziaria, quella del grande capitale, si è in un certo senso naturalizzata, si è sottratta alla politica, è qualcosa di irraggiungibile che genera una forma di rassegnazione o impotenza. La torta è piccola, non la possiamo spartire in tante persone. Ecco, negli anni 60, quando c'è stata l'immigrazione interna in Italia dal sud ai meridionali, a me sembra di ricordare che quei meridionali, che erano pure oggetto di una certa ostilità, perlomeno culturale, quei meridionali furono salvati dal fatto che furono vissuti come alleati, possibili alleati nel conflitto con la grande ricchezza, con il capitale, per avere una diversa distribuzione del reddito. E insieme esisteva un orizzonte di liberazione comune, che ti faceva sentire vicino a chi stava male, non a viverlo come ostile. Peraltro, nei 30 anni cosiddetti gloriosi, dagli anni 50 agli anni 80, si è visto che poteva crescere uguaglianza, stato sociale e sviluppo economico, che è una balla l'idea che se aumenta lo stato sociale va in crisi l'economia. E ci vorrebbe allora una forte proposta di redistribuzione del reddito, sistema fiscale, redistribuzione del reddito, una forte soggettività politica che però per costruirla non valgono le liste elettorali, bisogna costruire un legame sociale, bisogna ricostruire un legame sociale e un forte senso di appartenenza collettiva. Grazie dell'attenzione, arrivederci a tutti e a tutti.